Veneto e Università di Padova varano il maxi piano dei tamponi a caccia degli asintomatici, obiettivo 20.000 al giorno per spezzare la catena del contagio. Tampone tappeto al via anche per i dipendenti dell'ULSS 2, finora 7.000 test tra pazienti e operatori sanitari dell'azienda con 1.100 casi positivi. Il contagio non si ferma, Zaia è la pandemia del secolo e conferma l'ordinanza di chiusura dei negozi alimentari la domenica, nessun contrasto dice con il decreto del governo. Iniziata anche a Treviso la consegna delle mascherine prodotte da Grafica Veneta, primo giorno di distribuzione a domicilio, la protezione è lasciata sulla porta di casa senza contatti tra le persone. Dal 26 marzo il ritiro anticipato della pensione in posta, chi non potrà utilizzare i sistemi online dovrà recarsi negli uffici in giorni e orari precisi, vi diciamo quali. Nelle maglie dei controlli sui cittadini per le restrizioni finisce anche uno spacciatore 28enne marocchino arrestato nel parcheggio di un supermercato a Valdobbiadene. Con una videochiamata la diocesi di Treviso offrirà una consulenza psicologica gratuita alle persone e alle famiglie che vivono con difficoltà il periodo di chiusura in casa per il coronavirus. Il telegiornale di Treviso, buonasera e ben ritrovati questi titoli. Partiamo subito con il dato del bollettino regionale, anche oggi pesante sul fronte dell'emergenza del contagio coronavirus, con 5.638 casi positivi in Veneto. 15.376 le persone in isolamento domiciliare, 1.305 le persone ricoverate, 294 in terapia intensiva e purtroppo il dato più pesante di oggi riguarda il numero dei decessi in Veneto, con 18 decessi nella giornata di oggi. Per quanto riguarda la zona della Marca trevigiana, 3 i decessi registrati all'ospedale di Treviso e 2 all'ospedale di Montebelluna, quindi un totale di 5 decessi nella Marca trevigiana. Questi dunque i dati, ancora una volta pesanti, ancora una volta dimostrazione che il contagio va fermato, e va fermato, lo dice il Veneto, lo dice l'azienda ospedaliera di Padova, con il maxi piano dei tamponi che oggi è stato spiegato. Noi continuiamo a sostenere le attività dei tamponi con non poche difficoltà, perché mancano materiali, mancano reattivi, e abbiamo messo in piedi una grande squadra, poi il professor Crisanti ve lo dirà, e cercheremo di fare in casa, però siamo convinti che questa sia la via. E qualcuno mi dice: ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile. In questo sarà fondamentale il piano Covid-19 di interventi urgenti di sanità pubblica presentato dal governatore insieme agli assessori Bottaccini e Lanzarin, l'Università di Padova, Virologia e Croce Rossa. Obiettivo: cercare ovunque i positivi asintomatici. Che un virus che vive solamente nelle persone viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito, il dovere di interrompere questa trasmissione. E questa trasmissione la interrompiamo. Se interrompiamo questa trasmissione abbiamo risolto l'epidemia. E questo lo facciamo solamente in 2 modi. Il primo è stato detto, attraverso l'impegno di tutti i cittadini. Non possiamo sostituirci a questo, ma certamente possiamo tutti sollecitare i cittadini a continuare i comportamenti che hanno avuto. Ma la seconda è quella di trovare le persone che sono in grado di trasmettere la malattia. Perché ci sono persone che non possono stare in casa, le forze dell'ordine, i medici, il personale sanitario, chi fornisce i negozi, i distributori di alimenti. Queste persone lavorano, devono lavorare, ci garantiscono i servizi essenziali. Noi dobbiamo andare a cercare dovunque. Il progetto punta a effettuare 20.000 tamponi al giorno in circa 2 settimane, oltre i 65.000 già effettuati, attraverso la sorveglianza attiva, come ha spiegato il professor Crisanti, per isolare le persone contagiate. Più positivi si troveranno, meno persone si ammaleranno e andranno in terapia intensiva. Però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone che stanno a casa e che accusano sintomi. Noi dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo a cerchi allargati identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato, chi gliel'ha trasmessa questa malattia. Perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena, è chiaro che chi gliel'ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio.
Le prime categorie saranno gli operatori sanitari e quelle delle strutture residenziali per non autosufficienti. Seguiranno filiere come i cassieri dei supermercati, farmacisti, forze dell'ordine. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Poi arriverà un punto di flessione in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospitalizzate e alle persone in terapia intensiva. E il piano di tamponi a tappeto è iniziato anche nell'ULSS 2, in tutte le sedi ospedaliere dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Andiamo a individuare i casi ovviamente che sono positivi, andiamo all'isolamento di questi, quindi non diventano una fonte di contagio per gli altri, per cui è stata un'iniziativa straordinaria. Fondamentale il programma di screening a tappeto negli ospedali per andare ad individuare gli asintomatici positivi e arginare il più possibile la diffusione del virus. Va in questa direzione il piano voluto dal presidente Zaia nella battaglia contro il Covid-19. Complessivamente di 7.000 tamponi, circa qualche numero in più, abbiamo visto, compresi quindi quelli che arrivano al pronto soccorso, quelli dal domicilio, quelli che abbiamo in ospedale, e abbiamo circa il 15% di persone che sono positive. Faccio un esempio: a Conegliano abbiamo testato 398 operatori, solo 15 sono positivi, questo è un bel segnale. Sabato sono stati fatti 81 medici di famiglia, abbiamo trovato un solo positivo. Siamo partiti con l'effettuazione di circa 200 tamponi al giorno da parte dell'equipe di microbiologia per arrivare ai circa 1000 giornalieri attuali, spiega il direttore generale, che aggiunge: da qualche giorno abbiamo attivato anche i test rapidi, attualmente in fase di sperimentazione nel pronto soccorso di Treviso, che permettono di accorciare notevolmente il tempo di risposta. In un'ora infatti si conosce l'esito, ne abbiamo fatti 113, tutti su pazienti sintomatici con 52 positività. Intanto al via questa mattina l'esecuzione dei tamponi dei dipendenti dell'USL 2. È prevista l'effettuazione agli operatori di tutte le unità operative non ancora testati. Complessivamente saranno fatti circa 300 tamponi al giorno distribuiti tra le varie strutture. Per quanto riguarda poi i pazienti ospedalieri, i tamponi vengono eseguiti da diversi reparti, in particolare pronto soccorso, malattie infettive, pneumologia, medicina e geriatria. Sul fronte territoriale sono attivi programmi con tamponi di sorveglianza del personale che opera a livello distrettuale, ADI, case di riposo, contatti di caso confermato, mentre sabato scorso è partito il piano di esecuzione dei tamponi sui medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici della comunità assistenziale e farmacisti. E da oggi è operativo a tutti gli effetti anche l'ospedale di Vittorio Veneto, uno dei 2 Covid Center della Marca. Vittorio Veneto ha iniziato già domenica, perché già domenica si lavorava, oggi a pieno titolo è partito. Abbiamo attivato oggi 6 posti di terapia intensiva diretti dal Torre San Martinez e naturalmente stiamo ampliando i posti letto, tanto da passare ai 150 posti letto nell'arco di pochi giorni. Dunque operativo l'ospedale Covid di Vittorio Veneto, avete sentito poi 1100 circa i casi positivi di 7.000 tamponi fin qui effettuati tra pazienti e dipendenti dell'ULSS 2. Prima di tornare alla conferenza stampa di stamane a Marghera vi faccio vedere quella che è la nuova autocertificazione pubblicata dal Ministero dell'Interno perché è stata aggiunta la frase relativa alla nuova misura introdotta ieri, cioè la limitazione di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale per le 3 motivazioni, come sappiamo, di salute, necessità e urgenza oppure per motivi di lavoro. Quindi c'è una nuova autodichiarazione che si può stampare dal sito del Ministero dell'Interno o in ogni caso verrà fornita dalle forze dell'ordine quando ci saranno i controlli, se verrete sottoposti al controllo. Torniamo alla conferenza di stamattina del governatore Zaia, nel quale si è tornato a parlare anche dell'ordinanza degli alimentari, quindi la chiusura che viene confermata per la domenica. Nel ringraziare i veneti che si stanno dimostrando responsabili nel rispetto delle regole, il Presidente della Regione nel punto stampa quotidiano a Marghera ha confermato la validità della sua ordinanza restrittiva, in vigore fino al 3 aprile. Chiusure domenicali, uscite entro i 200 metri. Continuiamo a seguire questa dritta, ovvero la volontà
di confermare, visto che ci è stato chiesto, di confermare che le restrizioni stabilite dall'ordinanza regionale vengono mantenute. Quindi il tema dell'attività motoria dei 200 metri di casa, il tema della chiusura dei supermercati la domenica. Detto questo, chiedo ancora sacrificio per i veneti, è un sacrificio che per noi è fondamentale, perché abbiamo capito che la prima cura, e poi lo diranno ovviamente il professor Crisanti, penso che mi darà ragione su questo fronte, la prima cura in assoluto contro il coronavirus siamo noi cittadini con i nostri comportamenti. Anche se c'è stato un lieve dato positivo, Zaia è chiaro, non si deve abbassare la guardia. Noi non possiamo cantare vittoria, non abbassiamo la guardia, io dico ai veneti che mi trovano, magari li incrocio al distributore piuttosto che in altre occasioni, e mi dicono ma allora ne stiamo venendo fuori. Io dico che ne verremo fuori, ma ancora non è ora di abbassare la guardia. Non fatevi, come si può dire, non fatevi assolutamente ammagliare dal dato positivo di una giornata, perché può essercene un altro di negativo il giorno dopo. Siate ancora fermi e concentrati sul pezzo. È un sacrificio, stiamo subendo una pandemia che mai abbiamo conosciuto nella storia, è la vera pandemia dell'epoca dell'era moderna, è una pandemia che coinvolge tutto il mondo, con gli annessi e connessi di tutto quello che porta. Il governatore poi ribadisce la volontà di partire con la sperimentazione dell'Avigan, lanciando un messaggio alla comunità scientifica. Ne stiamo sperimentando all'Università di Padova, almeno 6 da soli o in associazione. Vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti. Ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi, in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stiamo aspettando la loro deliberazione. Io penso che sia eticamente sostenibile che se c'è una minima opportunità, un minimo barlume di luce in fondo al tunnel, che può essere o è il treno che ti viene incontro, oppure può essere veramente un raggio di sole, ma noi comunque dobbiamo vedere se c'è quella luce e che luce è. Quindi io sono assolutamente favorevole alle sperimentazioni e inviterei la comunità scientifica tutta, che ne sa molto più di me di questi argomenti, di avere anche un approccio molto più liberale in questo momento dove c'è bisogno di sperimentare tutto quello che si può. Autorizzazione che poi è arrivata nel tardo pomeriggio dall'AIFA, quindi il via libera su tutto il territorio nazionale per la sperimentazione del discusso farmaco giapponese. E peraltro avete sentito le parole anche di Zaia, diciamo, non fatevi ammaliare dai dati perché la situazione cambia di giorno in giorno, anche di ora in ora. Erano parole di stamane, quando ancora non c'era il bollettino che è arrivato stasera, che conta 18 decessi purtroppo. Intanto allora, ci si difende anche con le mascherine made in Veneto, le abbiamo chiamate così, quelle prodotte da Grafica Veneta, che sono state consegnate oggi per la prima volta, il primo giorno di consegna, quella a domicilio in modo particolare, guardate. Voi da dove venite? Pederoba, zona 1. Quante ne portate via? 1300. Buon lavoro. Grazie. È stato un via vai continuo nella sede della Protezione Civile di Treviso per la distribuzione della prima tornata di mascherine in tutta la Marca. Queste sono le quantità suddivise per numero di abitanti per comune. Questa è l'area di smistamento a livello provinciale di tutte le mascherine che arrivano dal deposito regionale di Padova. E qui vengono distribuite a tutte le unità comunali? A tutti i comuni della provincia di Treviso. Protezione Civile Comunale che da oggi pomeriggio ha iniziato la consegna ai cittadini impossibilitati a ritirarle. Con un furgone ben riconoscibile, ecco come si devono presentare e quale sia la procedura che devono tenere i cittadini alla consegna. Chi è? Sì, buongiorno, a Protezione Civile di Treviso, sono il coordinatore. Dovrei consegnare la mascherina. No, signora, lei rimanga in casa, lei è al secondo piano? Sì. Glielo porto su io al piano, stia in casa e la lascio fuori dalla porta. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. Siamo qua? Sì, signora, rimanga chiusa per favore. Sì, l'abbiamo. Sono due mascherine? E venga io. Sono due le mascherine? E una, signora. Ah no, due perché siamo i due vecchi. Signora, è una per nucleo familiare. Ah, uno, grazie. Grazie, chiuda la porta, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Si figuri. Adesso gliela lascio e la saluto. Auguri. Arrivederci. Abbiamo visto la procedura. Che cosa dobbiamo dire agli anziani se gli suonano il campanello? Allora, intanto l'operatore si identifica,
Vicino Protezione Civile Comune di Treviso, sarà vestito con la propria divisa, avrà il tesserino di riconoscimento. Consegniamo le mascherine, non ci dovete niente né a noi né a nessuno. Se qualcuno dovesse per caso in modo fraudolento farlo, segnalatelo subito alla polizia. Domani la distribuzione continuerà in diversi punti del centro storico, raggiungibili a piedi, e dei quartieri dove i cittadini invece sono invitati a recarsi in auto per evitare il più possibile i contatti tra le persone. E questa sera, Ringman, ne parleremo anche dopo, tutte le novità sulla distribuzione delle mascherine non solo a Treviso. Avremo in collegamento diversi sindaci. Un'altra notizia di servizio riguarda il ritiro della pensione dal 26 marzo. Vediamo subito l'appello di Poste Italiane con il responsabile dell'area nord-est, Pietro Labruna. Le sue parole. In questo momento di emergenza stiamo provando e stiamo cercando di garantire a tutti i nostri clienti pensionati di poter ritirare la pensione all'ufficio postale. Questo sarà possibile dal 26 di marzo, chiaramente stiamo lavorando e lavoreremo, quindi c'è già una comunicazione istituzionale per fare in modo che tutto ciò avvenga secondo quelle che sono le norme di sicurezza emanate dalla Presidenza del Consiglio e quindi con uno scaglionamento per lettera alfabetica. Questo ci permetterà di limitare gli eccessi negli uffici postali. È chiaro che c'è la possibilità per chi è possessore di una carta libretto, di una carta Postamat o di una PostePay Evolution e quindi di poter ritirare la pensione direttamente all'ATM, quindi al cash dispenser, già dal primo giorno del pagamento pensioni. Questo ci aiuterà sicuramente a limitare gli afflussi negli uffici postali. Quindi un appello a tutti è utilizzare gli strumenti che sono informatici, che sono l'app Banco Posta, l'app PostePay, il Banco Posta Online, gli ATM, proprio per limitare al massimo quelli che possono essere i contatti con le persone. Così chi può ovviamente usufruire dei sistemi online, chi invece, coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, dovranno presentarsi agli sportelli. Allora, ecco il calendario relativo alle pensioni del mese di aprile, come hai sentito scaglionato per ordine alfabetico. Allora, per gli uffici postali aperti tutti i giorni, segnatevi i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. Per gli uffici postali invece aperti a giorni alterni, allora per gli uffici aperti lunedì, mercoledì e venerdì i cognomi dalla A alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla Z mercoledì 1 aprile. Per gli uffici aperti invece martedì, giovedì e sabato i cognomi dalla A alla D giovedì 26 marzo, dalla E alla O la mattina di sabato 28 marzo, dalla P alla Z martedì 31 marzo. Questi dunque la notizia di servizi, insomma, per i tanti che dovranno recarsi agli sportelli. Continueremo a mostrarvi questi cartelli anche nelle edizioni successive. Adesso parliamo invece dei controlli, mentre in attesa domani di un Consiglio dei Ministri nel quale probabilmente verrà deciso un giro di vite anche per appesantire le sanzioni dei controlli. Vi raccontiamo di carabinieri di Valdobbiadene che mentre stavano effettuando proprio i controlli per il rispetto delle disposizioni del contenimento del contagio Covid-19 hanno sorpreso un 28enne marocchino mentre stava spacciando. L'uomo si trovava nel parcheggio di un supermercato a Valdobbiadene, addosso aveva 42 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. È stato arrestato in flagranza di reato, non solo, ma è stato anche denunciato per aver ovviamente non osservato i provvedimenti dell'autorità nelle misure appunto di contenimento del Covid-19. A proposito delle misure di contenimento si discute, c'è dibattito, c'è anche tensione sul decreto delle aziende, il decreto della chiusura delle aziende, perché i sindacati sono sul piede di guerra per una lista, diciamo, a maglie troppo larghe rispetto a quello che era l'accordo con i sindacati. In particolare i sindacati CGIL, CISL e UIL del sistema moda, della chimica e di altri settori hanno inviato oggi una lettera ai prefetti veneti per chiarire le attività che vanno sospese e quelle che possono continuare a operare. Hanno sollevato anche il problema dell'occhialeria. Oggi c'è stato lo sciopero in tutti gli stabilimenti veneti di Safilo, da Belluno a Venezia a Padova. Allora le parole del segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari. Abbiamo portato sabato al governo la questione di ridurre e sospendere tutte le attività produttive che non fossero essenziali.
che non fossero indispensabili per garantire un minimo di tenuta economica e sociale, quindi i beni primari, i servizi fondamentali. Non lo abbiamo fatto a cuor leggero. Qui non ci sono degli irresponsabili, anzi sentiamo sulle nostre spalle una grande responsabilità nazionale. Poi c'è stato quel confronto che aveva trovato un punto di caduta sabato sera e abbiamo assistito invece domenica, nella giornata di ieri. Questo è stato il motivo dei ritardi, perché se no ci raccontiamo un po' delle storie, mettiamola così, ad un pressing francamente inaccettabile di alcune organizzazioni datoriali, io faccio nomi e cognomi con tutto il rispetto, Confindustria in primis, che ha attivato una logica lobbistica per cercare di annacquare e snaturare quella decisione. Mi si deve spiegare come mai un call center, magari con finalità commerciali, rientra all'interno delle attività essenziali. Noi pensiamo di no. Mi si deve spiegare come mai la Safilo, tanto per capirci ed entrare anche nel contesto regionale, debba continuare a produrre degli occhiali quando invece può tranquillamente, come hanno fatto altre realtà di quel settore, sospendere la produzione. Il tema della sicurezza non è soltanto, e per noi sarebbe più che sufficiente, una tutela delle persone che lavorano e delle loro famiglie, ma è anche un'esigenza per garantire, pur in queste condizioni difficilissime, un minimo di continuità ordinata, per quanto ridotta, delle attività produttive. Se non lo facciamo, questo è il messaggio che abbiamo mandato alle nostre controparti datoriali, non sarà un decreto del Presidente Conte, non sarà nemmeno uno sciopero della CGIL, sarà il virus a fermare le attività. E il parere invece di Unioncamere e degli artigiani nel prossimo servizio. Nel lungo elenco delle attività produttive e commerciali che possono rimanere aperte rientrano anche quelle non essenziali ma indispensabili per le prime. Insomma, una maglia ben più ampia rispetto alla prima bozza, ma il caos annunciato c'è subito stato, anche se soddisfatte le categorie economiche. Direi che le maglie sono, tra virgolette, abbastanza larghe, ecco. C'è sì un blocco della produzione, ad esempio sul settore del mobile è molto importante, ecco, questo è da riconoscere, però ci sono comparti che continuano a lavorare, che anche se non rientrano certe aziende nel codice Arteco possono continuare a lavorare perché servono, perché quell'azienda strategica possa produrre il farmaceutico come i prodotti sanitari o altro. Le imprese artigiane trevigiane, spina dorsale dell'economia di Marca, non possono fare altro che limitare i danni e tentare di immaginare come sarà il futuro, cosa accadrà quando questa crisi finalmente passerà. La crisi sanitaria si risolverà in un certo periodo, sottolinea invece il presidente di Confartigianato Vendemiano Sartor, ma quella economica sarà invece molto più lunga. Credo ci possano essere degli elementi utili a mantenere in piedi delle filiere, ma soprattutto credo che mantenere in piedi oggi delle attività produttive possa essere utile un domani per non arrivare a far sì che questa crisi cosiddetta sanitaria porti a una crisi economica irreversibile, perché più noi andiamo giù e più poi difficile è salire. Poi lancia una frecciatina al Premier. Bisogna smetterla di annunciare simili provvedimenti di sabato notte, va bene bloccare ulteriormente l'attività, la salute viene prima di tutto e tutto quello che c'è da fare va fatto, ma le aziende devono avere il tempo per organizzarsi, per dire ai dipendenti se il giorno dopo devono venire a lavorare oppure no, per avvisare i clienti. Così si crea solo panico su panico. Adesso pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, ripartiamo dall'isolamento di tante famiglie in casa e il rischio di tensioni familiari. Allora la diocesi di Treviso mette a disposizione un vero e proprio servizio di consulenza gratuita con videochiamata. Che le famiglie oggi in questo periodo di quarantena sono sottoposte a dei nuovi tipi di stress che vanno dalla paura per la situazione attuale, la paura del futuro, all'incertezza a livello economico per la perdita del lavoro, per la cassa integrazione, alla mancanza di aiuti anche nel rapporto con i figli. Sta diventando difficile continuare a convivere per così tanto tempo sugli stessi spazi.
Fino a poco più di un mese fa l'unico punto di contatto tra marito e moglie e tra genitori e figli era in genere la cena serale. Ora invece la vicinanza è costante 24 ore su 24, magari su un appartamento con spazi ridotti, senza giardino o terrazzo. Chi si trova a fare i genitori di bambini piccoli ha una gestione di un tempo, il tempo della scuola, ma anche chi ha figli grandi, adolescenti o ventenni, la fatica di gestire dei tempi comuni anche tra persone adulte. La relazione di coppia è una sfida, però mi sto accorgendo che tante coppie la stanno prendendo per prendersi cura e dedicarsi del tempo e con altre stanno emergendo difficoltà. Proprio per cercare di dare una risposta a queste tensioni, il Centro della Famiglia ha istituito un servizio di videochiamate. Quello di una prima consulenza gratuita per le famiglie, le coppie, le persone che si trovano ad affrontare situazioni di tensione o di disagio e anche per affrontare il lutto e la malattia. Intanto ecco un primo consiglio alle coppie per non scoppiare. Prendere un giorno alla volta, prenderla con calma, prendere un giorno alla volta e farsi un programma giornaliero anche con i figli e dedicarsi dei tempi. Ne aggiungo uno, prendere anche un tempo di silenzio staccando telefono, WhatsApp, internet durante la giornata. Questo permette di liberare la mente e andare un po' in profondità. E adesso le notizie dal Bellunese. E restiamo in un certo senso in ambito diocesi, ma è quella di Belluno ed è una storia, la storia di una scelta, la scelta di Don Alessio Strapazzone, attuale parroco di Castellavazzo, che da oggi ha preso servizio come infermiere nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Belluno, diventato area Covid-19. Un gesto generoso e coraggioso quello di Don Alessio Strapazzone, 37 anni, sacerdote dal 2012, attuale parroco di Castellavazzo, ha deciso di lasciare temporaneamente la sua comunità per ritornare in corsia. Ho deciso di rimettermi un po' in gioco con la professione che avevo prima di diventare sacerdote, che è quella dell'infermiere, e molto semplicemente, sapendo che c'è bisogno, c'è necessità, ho dato la disponibilità a poter aiutare in quello che è necessario fare. L'ospedale di Belluno ha accolto lo slancio di Don Alessio, che si è reso disponibile per le necessità del momento nella nuova area Covid del San Martino. L'idea di essere infermiere, di poter aiutare in qualche modo e pensare a tutti i colleghi che in questo momento stanno lavorando tanto e stanno dando tutto quello che hanno, in un certo modo non mi concedeva di stare a casa, perché nel cuore io avevo bisogno di dare la mia disponibilità, di aiutarli, perché si è un po' tutta una grande famiglia, credo. La decisione di Don Alessio Strapazzone è stata accolta con gioia dal vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. E lui è rimasto contento di questo, ha detto di stare attento, naturalmente come può fare un padre, ha detto di stare attento e di andare, di fare quello che mi viene chiesto di fare. Posso chiederle se ha paura? Ma sa, un po' di timore c'è sempre, però io credo che l'essere insieme come infermieri, l'aiutarsi, il sostenersi a vicenda, il camminare insieme, credo sia la cosa che dà più coraggio nell'affrontare questo momento di difficoltà. Dalle belle parole di Don Alessio alle notizie di servizio, perché cambia il sistema di raccolta differenziata ai tempi del coronavirus e cambiano anche le modalità di igienizzazione delle aree della città di Belluno. I dettagli nel servizio. Per le persone che sono infettate Covid o che sono in quarantena, queste persone non dovranno più fare la differenziata, dovranno raccogliere i loro rifiuti in dei sacchetti doppi. Anche la raccolta differenziata dei rifiuti si adegua all'emergenza coronavirus e alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità adottate dall'autorità di bacino. Nulla cambia per i non positivi, spiega l'amministratore unico di Bellunum, la società pubblica che si occupa dei servizi di igiene ambientale per i comuni di Belluno e Limana e Borgo Valbelluna per la frazione di Trichiana. Diversa è la modalità per i rifiuti prodotti dai nuclei familiari all'interno dei quali vi sia un soggetto positivo al Covid-19. In questo caso i sacchetti ritirati previo contatto telefonico saranno destinati all'incenerimento. Per tutti, invece, l'indicazione di conferire nel secco, in un involucro separato, mascherine e guanti. Nei comuni serviti da Bellunum il servizio di igienizzazione è partito in anticipo rispetto all'emergenza. Siamo già partiti con le igienizzazioni delle strade
e di alcune zone della città. Le pensiline degli autobus sono state già igienizzate, le campane vengono igienizzate costantemente attraverso un sistema di lavaggio automatico delle campane. La pulizia riguarderà presto anche ringhiere e corrimano, che sarà eseguita con sistemi di autolavaggio portatili. Da ultimo una notazione importante che riguarda la proroga della fatturazione del mese di febbraio con scadenza al 31 marzo, che è stata spostata al mese di giugno. Una decisione assunta d'intesa con il comune di Belluno per evitare che i cittadini si muovano per andare a pagare le bollette dei rifiuti. E poi ancora i bei gesti, Belluno ci ha accolto con affetto e non potevamo non ricambiare, così Lili, imprenditore cinese da 18 anni in Italia e gestore di un ristorante a Belluno, ha motivato la sua donazione al sindaco Massaro di 4.000 mascherine chirurgiche da distribuire alla popolazione, un gesto spontaneo di generosità che fa il paio con quello di un altro imprenditore cinese residente in Alpago ma con attività ad Agordo, che stamattina ha donato un congruo numero di mascherine alla casa di riposo di Puos d'Alpago e alla stazione dei carabinieri del medesimo comune in segno di gratitudine per la preziosa attività svolta in questi giorni di emergenza. In tutti i comuni poi della provincia è iniziata la distribuzione delle mascherine made in Veneto, quelle realizzate da Grafica Veneta. La consegna del materiale è stata fatta in via prioritaria ai volontari, alle strutture sanitarie per anziani e disabili, agli uffici pubblici che si relazionano con l'utenza esterna. A Belluno la consegna delle mascherine alle fasce più deboli avverrà attraverso il comitato d'intesa. A proposito di mascherine, questa sera da non perdere Ring alle 21:15 perché avremo tutti i sindaci del Veneto collegati con Ferdinando Avarino per dare proprio gli aggiornamenti sulla distribuzione delle mascherine alla popolazione del Veneto. Dunque da non perdere se volete capire come e dove reperire le mascherine questa sera dalle 21:15 a Ring. Siamo in chiusura, io vi ricordo allora alle 21:15 Ring, prima però dopo la fine del telegiornale di Treviso ci sarà Daniela Sizia per continuare l'edizione straordinaria dalle 20 alle 21 e poi ci sarà Ring. Allora noi ci lasciamo però con le immagini come sempre della vostra, il vostro sorriso, il vostro ottimismo da casa, il vostro andrà tutto bene. Arrivederci. Dobbiamo stare tutti a casa! Andrà tutto bene! Ciao! Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Il nucleo di aria fredda giunto lo scorso weekend determinerà ancora condizioni di tempo invernale con aria asciutta, clima ventoso e temperature sotto la media del periodo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo stabile, al mattino avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, più nubi con cielo via via più coperto dal pomeriggio, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Temperature stabili, ancora fresche, minime sotto zero o di poco sopra, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole nella prima parte della giornata, a seguire sarà più nuvoloso ma sempre asciutto. Temperature sopra lo zero solo a Trieste, massime invece tra 8 e 12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente salvo per locali addensamenti, specie sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime invece tra 11 e 12. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.
Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.